E allora ci siamo perché questo è l'appuntamento di approfondimento subito dopo il nostro telegiornale perché il momento è delicato e particolare, dobbiamo in qualche modo offrire ai nostri telespettatori le informazioni necessarie, anche perché dobbiamo dar voce a chi in questo momento con il nuovo DPCM è in sofferenza. Pensiamo ai titolari dei bar, ristoranti, le palestre, i centri sportivi, chi più ne ha più ne metta, e anche alcune scuole, anche le università, insomma è difficile perché bisogna coniugare le esigenze della società con la necessità di proteggerci perché il virus avanza forte anche in Calabria, i numeri che vi abbiamo raccontato nel corso dei nostri telegiornali sono emblematici, situazione difficile, complicata, molto complicata, ma dobbiamo affrontarla stando tutti insieme, ognuno di noi deve fare la sua parte, certo arriveranno tempi migliori, ce lo auguriamo. Ne parleremo oggi, ne parleremo tanto con i nostri ospiti, ma prima di farvi vedere i nostri ospiti, mi date per cortesia il collegamento con Giuseppe Greco da Mirto Crosia, perché così chiudiamo questo discorso che riguarda proprio una struttura che adesso si trova a vivere un momento di grande difficoltà, fatti investimenti, progettato un futuro diverso, però adesso bisogna stringere i denti. Giuseppe, questa è una palestra, vero? Esatto, direttore. Noi siamo passati direttamente nell'area attrezzi perché la coordinatrice di questa struttura ha fatto degli investimenti, aveva grande voglia di ricominciare, quindi ha rispettato tutte quelle che sono state le obbligazioni iniziali, ha avuto anche il coraggio di investire in questa fase, ma adesso si trova qui con attrezzature addirittura da pagare, direttore. Quello è esatto, Giuseppe, esatto. Magari sì, quasi nessuno comunque la penserà come noi, nel senso che in un momento così difficile dice che fai? Vai a comprare comunque attrezzatura nuova, ma siccome noi vogliamo essere sempre all'avanguardia per tutti i nostri utenti, per tutti i nostri clienti, perché lo siamo sempre stati, allora comunque continuiamo ad acquistare attrezzatura nuova che ci è appena arrivata, comunque da fine settembre, inizio ottobre ci è arrivata, nemmeno un mese e ora ci ritroviamo comunque che dobbiamo ovviamente pagarla. Quello è poco ma E gli sicuro. istruttori dove sono andati? Gli istruttori per il momento sono andati a casa come tutti gli altri, quello sì, purtroppo ci dispiace perché ci dispiace sia per i ragazzi, perché comunque avevamo istruttori per la correttiva, quindi comunque c'erano ragazzi signori anche da seguire proprio da vicino, o comunque c'era anche l'insegnante di danza aerea che aveva delle ragazzine, l'insegnante di karate che aveva altri ragazzi, quindi è tutta gente che... Alcune discipline non si possono fare online o in Diciamo e-learning. che è molto difficile, quello sì, a meno che uno non ha un tessuto da attaccare diciamo, al tetto, ma è molto difficile fare questi tipi di attività a casa. E chi fa questa attività proprio per un fabbisogno fisico, un benessere mentale, ecco, come farà in questo momento? Allora, diciamo che noi cerchiamo di essere, come lo siamo già stati anche, sempre presenti con i nostri clienti, quindi comunque in forma totalmente gratuita, diciamo che forniremo ai nostri clienti tramite l'applicazione o comunque tramite i nostri social e tutto degli allenamenti da fare a casa. Sì, ma questo per chi lo può fare, ma chi invece aveva bisogno proprio di questo contatto fisico, Quello è perché un era una grande palestra problema. correttiva, cioè non tanto per hobby o per sport, cosa bisogna Quello è fare? un grande problema, per questo ci dispiace così tanto e abbiamo comunque un certo rimorso, perché comunque anche queste persone che hanno magari dei problemi di postura, comunque che dovevano correggere in modo serio magari la loro fisicità e tutto, si sono Devono ritrovati di nuovo aspettare. bloccati, quello sì. Devono aspettare, direttore. Io non so se ci sono domande dallo studio. Qui intanto tutto fermo, attrezzature completamente ferme. Non so se la telecamera mi può seguire un attimo, se la linea ce lo consente perché è molto isolato l'ambiente. Come vedete è tutto vuoto. Senti Giuseppe, ti sei inoltrato troppo e quindi abbiamo perso il segnale. Una sola domanda che volevo fare alla direttrice della struttura, quanti frequentatori solitamente ci sono all'interno di questa palestra? In una situazione normale molte volte siamo arrivati comunque in una stagione piena, nei mesi pieni anche 300 iscritti, fra corsi, fra tutti, perché comunque abbiamo una grande quantità, un grande numero di iscritti ai corsi e palestra. Quanti soldini perderete adesso al mese, in questo periodo? Non ho capito. Quanto perderete in questo periodo?
Ma diciamo che abbiamo perso i mesi migliori, nel primo lockdown e anche nel secondo, perché i mesi in cui una palestra lavora di più sono appunto marzo, aprile e maggio, ottobre e novembre. Ma di questi soldi che parla tanto il DPCM, che adesso arriveranno ai ristoratori, ai bar e anche alle palestre, vi arriveranno e in che forma vi arriveranno? Allora, questo è l'unica nota positiva, perché comunque con noi sportivi, comunque il CONI e le federazioni come la FIPE o comunque le federazioni di ogni attività sono stati presenti. Su questo sì, sono arrivati i 600 euro, quello che erano, e al momento, se non sbaglio pomeriggio, dovranno rimodulare la nuova richiesta. Quindi arriveranno dei contributi, si spera, direttore. Bene, speriamo di sì. Comunque bisogna tenere duro, bisogna resistere, questo è un momento delicato, difficile per tutti, quindi ci aspettiamo, come dire, che la caparbietà dei calabresi in questa fase, capiamo che non è facile, ma abbia la meglio, vero? Chiudiamo con già diverse proteste. Sicuramente la protesta non aggiova in questo momento, ma laddove c'è gente che poi ha voglia di rimboccarsi le maniche, almeno che gli aiuti previsti arrivino in tempo, direttore, altrimenti anche Bina sarà costretta a dire lockdown, chiudiamo, cioè è inutile stare qui a fare ancora investimenti. Protesta sì, cioè nel senso, in questo periodo, per quanto mi riguarda e per il mio pensiero, chiudere qualsiasi attività non ha alcun senso. Ormai siamo entrati in questo, diciamo, nuovo lockdown per quanto ci riguarda, protestare o comunque abbiamo un problema sulla linea, sì, va bene così. Grazie Giuseppe, grazie per essere stati con noi, in bocca al lupo, rimboccatevi le maniche e aspettiamo momenti migliori. È una fase molto delicata, si sta discutendo a Roma, si parla di un progetto di investimento per gli aiuti alle aziende che si troveranno a vivere una situazione di difficoltà di 4,5 miliardi di euro, ma sono notizie ancora così spifferi che giungono dagli ambienti governativi, lo vedremo nel corso magari del pomeriggio, stiamo vedendo insieme, oppure vi informeremo nelle prossime ore. C'è anche un disagio psicologico, una difficoltà psicologica, perché mettetevi nei panni di questi ragazzi che vivono una situazione, a scuola si va, poi vai con didattica a distanza, non puoi vivere, non puoi socializzare con i tuoi amici, con le tue amiche, non sono più punti di ritrovo dove poter stare insieme, perché le piazze, i luoghi della cosiddetta movida, i sindaci li hanno inibiti e quindi tutto da rivedere. Faccio entrare subito in argomento Deborah Granata, che è delegato Exodus di Cosenza. Grazie Deborah per essere con noi. Ho visto anche Eugenio Dionesalvi, che è l'insegnante del Monaco di Cosenza, grazie. Dico subito una cosa a Dionesalvi, che è arrivato un messaggio di nostro telespettatore che dice: beh, scusate, a questo punto chiudiamole le scuole perché i nostri figli altrimenti si infettano. Questo è il messaggio che è arrivato, poi rispondere a lei. E saluto il mio amico Mimmo Bilotta, commercialista, che ci guiderà, ci spiegherà che cosa accade per le aziende. Partiamo da Deborah. Lo stress e anche certe forme di depressione ai tempi del Covid sono ormai una cosa frequente che voi constatate dialogando, parlando con i giovani. È così? Buonasera a voi, grazie direttore per l'invito. Sì, purtroppo si evince un grande disagio sociale e giovanile. Noi facciamo fronte veramente a delle difficoltà non indifferenti per quello che riguarda la vita dei nostri giovani. Il lockdown precedente ha provocato danni forti nella vita non solo dei giovani ma nelle famiglie. Ne stiamo pagando le conseguenze, ne hanno pagato le conseguenze, e questa nuova chiusura sarà veramente, se non interveniamo sulla prevenzione, sarà veramente catastrofica per quello che è il reinserimento nella società dei nostri giovani.
Quindi che cosa si può fare? Come si può arginare questo? Soltanto se do dei dati, dal primo lockdown che c'è stato, su alcuni studi condotti proprio in Cina, il 43,7% dei giovani ha sviluppato problemi depressivi e il 37,4% problemi ansiosi. Quindi questo qua vuol dire veramente un disagio sociale, non solo familiare ma sociale, dove si sono vinti, sono numerosi disagi anche a livello psicologico da parte delle famiglie. Quindi bisognerebbe intervenire tanto sulla prevenzione. Noi quello che stiamo facendo adesso con un progetto molto importante che abbiamo preso, dove siamo capofila come Exodus, è un progetto triennale con Fondazione con il Sud, con l'impresa sociale con dei bambini, proprio sulla povertà educativa, il contrasto della povertà educativa e la dispersione scolastica. Abbiamo un po' rimodulato per questo periodo questo progetto e stiamo attivando dei centri di ascolto, dei punti di ascolto proprio per i ragazzi. Sono già stati avviati in alcune scuole, attualmente sono chiuse. Abbiamo dato la disponibilità con degli esperti presso il nostro centro di Cosenza di avviare degli sportelli che danno ascolto alle famiglie 2 volte a settimana, dalle 10 alle 12, martedì e giovedì. Mentre nelle scuole lo sportello proprio per i ragazzi, quindi dei luoghi accoglienti che possano accoglierli e ascoltarli. La chiusura delle scuole, per quello che ci riguarda a livello educativo, non è una scelta propositiva, nel senso che è giusto che ci siano le chiusure laddove c'è un'emergenza, dove si evincono dei casi, è giusto che ci siano perché la prevenzione viene anche attraverso quello, bisogna sanificare i luoghi, ma il luogo educativo per eccellenza per i nostri figli è la scuola. La scuola non è solo confronto per i nostri figli, non è solo incontro con lo studente, quindi con il proprio compagno, ma è regola. La scuola è regola, quella che non c'è a casa. I ragazzi sono abituati ad avere degli approcci, quindi delle comunicazioni virtuali attraverso uno schermo, attraverso un telefonino. Infatti aumentano tantissimo i casi di disagio anche attraverso questo e di dipendenza non solo da sostanze ma anche da ludopatia. E quindi da questo uso sfrenato di internet, questa comunicazione che non c'è, un rapporto che non c'è, un rapporto verbale, un rapporto attraverso uno schermo non può essere un rapporto sano e costruttivo. Subito da te, ti chiedo scusa un attimo, torno subito da te. Chiederei se, qualora fosse possibile, se potresti procurarti la cuffietta col microfonino, forse il ritorno d'audio migliorerebbe moltissimo. Professore Dione Salvi, allora chiedono, dice, ma scusate, ma a questo punto che senso ha alcune classi chiudere, altre no, visto che i sindaci sono intervenuti, per esempio il sindaco di Cosenza o così i sindaci di altri comuni della Calabria a dover chiudere perché devono sanificare una scuola elementare, un asilo nido, insomma non è un momento facile per la scuola, anche perché ci sono approcci diversi, situazioni diverse, atteggiamenti diversi, approcci completamente diversi. Innanzitutto buonasera a lei e buonasera ai nostri telespettatori e la ringrazio per l'invito. È da precisare, direttore, che per quanto riguarda l'attività didattica di questo nuovo anno scolastico, l'attività didattica è stata adottata da quasi tutte le scuole a sistema misto, quindi non totalmente in presenza, per cui abbiamo avuto in effetti metà studenti che frequentavano per una settimana e si alternavano con altri che restavano a casa, per cui c'erano delle turnazioni, diciamo, settimanali. Ciò garantiva un certo limite di sicurezza, perché non avendo spazi e strutture idonee per poter gestire in totale sicurezza l'attività didattica, si è pensato di operare in questo modo. E il vero problema ci costa che non è dipeso completamente dalla scuola, fatta eccezione per alcuni casi, ma è dipeso da tutto ciò che ruota attorno alla scuola: trasporti, relazionalità fuori dalle aule scolastiche e uscite
da noi gestite all'interno della struttura scolastica, però poi non gestite più fuori, nel momento in cui i ragazzi, dopo 4-5 ore di regolamentazione, insomma, si davano, non dico tutti, ma qualcuno, ad atteggiamenti e a, diciamo, delle situazioni che non favorivano la sicurezza e quindi che hanno favorito il diffondersi anche dell'epidemia. E questo è stato valutato successivamente, quindi anche il governo, direi, su questo è stato un po' leggero, perché in una fase iniziale ha pensato, questo è il mio pensiero, il mio modesto pensiero, ha pensato che l'attività didattica fosse quella da svolgere all'interno dell'istituto, delle aule, senza magari occuparsi in modo appropriato di tutto ciò che ruotava intorno all'attività didattica, dicevo, trasporti, la relazionalità fuori dalla scuola prima di entrare in aula. È ovvio che nel momento in cui ci siamo resi conto, ma non solo noi, gli organi competenti, la stessa regione si è resa conto per prima che le cose non andavano, che la situazione incominciava a degradarsi, ha deciso una chiusura, come noi sappiamo, con un decreto regionale, ha deciso una chiusura totale per quanto riguarda l'attività in presenza, garantendo solo l'attività a distanza, la cosiddetta DAD, e delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. E questa chiusura è avvenuta dopo un breve inizio, diciamo, dopo una breve attività didattica. Quindi abbiamo fatto sì e no un mese, ripeto, non in presenza totale, ma in attività mista, metà a distanza e metà in presenza. E che vuole che le dica? Io, dal mio punto di vista, condivido appieno questa chiusura didattica in presenza e il mantenimento della DAD, perché vede, io faccio una considerazione molto, secondo me, molto importante, che è quella che la scuola, perché molti questo tipo di considerazione non la fanno, la scuola post-Covid, io la definisco così, la scuola post-Covid è diversa, è molto diversa, in presenza sia ben chiaro, è molto diversa dalla scuola pre-Covid. Devo fermare un attimo, perché dobbiamo, se no consumiamo tutti gli argomenti. Ricevo un messaggio e lo devo informare i telespettatori. Questo messaggio mi scrive una mamma di 2 bimbi che vanno allo stesso istituto scolastico, al Gullo di Cosenza, uno alla scuola infanzia e l'altro alle primarie di Viale Cosmai, ma in 2 piani diversi. La dirigente, siccome è emerso un caso di positività tra i genitori di un alunno della scuola dell'infanzia, ha deciso per la sanificazione al piano terra, mentre al primo piano dovranno ugualmente andare a scuola. Vi pare giusto? Non era più corretto sanificare entrambi i piani? E soprattutto un appello al sindaco: chiudere le scuole per almeno 2 settimane. La problematica è gravissima, perché nelle scuole dell'infanzia i bimbi non utilizzano la mascherina. Che dice lei? Mi risponda in un secondo, Sì, guardi, io dico in un secondo, le dico solo che in questi eventi ci sono delle necessità dovute ad attività di lavoro da parte dei familiari, per cui la scuola d'infanzia diventa fondamentale che resti aperta. Chiudere la scuola d'infanzia e aprire anche lì una DAD significherebbe bloccare tutta l'attività economica del paese. Questo è ciò che detta degli atteggiamenti, direi, poco oculati. Ecco, mi limito a dire questo. Bene, si fermi qui un attimo. Mi fate vedere per cortesia le proteste che hanno interessato la Calabria nella serata di ieri. Partiamo da Cosenza, andiamo a Reggio Calabria e poi a Catanzaro. Vediamola. A terra davanti Palazzo dei Bruzzi, i lumini con una scritta contro il DPCM in vigore da ieri. La protesta dei commercianti e dei proprietari di bar, ristoranti si è fatta sentire anche a Cosenza. Quello che dicono è che siamo stati abbandonati dallo Stato. Ristoratori, palestre, centri scommesse hanno investito un sacco di soldi
per adeguare la propria attività al distanziamento dei posti, ai plexiglass, alla sanificazione. Tutto ciò non è servito a nulla, perché dopo 6 mesi bisogna chiudere alle 18 e chi apre solo la sera cosa fa? Un centro scommesse cosa fa? Una palestra, una piscina? È scandaloso. Su Corso Mazzini i titolari hanno chiuso puntuali alle 18, ma se non verranno ascoltati la protesta si sposterà alla Cittadella. Andremo davanti alla prefettura a manifestare di fronte a chi dovrebbe essere il governo a cosa. E poi andremo anche di certo alla cittadella regionale, perché il caro presidente Spirli deve prendere provvedimenti immediati. Anche a Catanzaro saracinesche abbassate, bar, ristoranti e locali pubblici sono ligi al dovere, ma a che prezzo? Purtroppo ogni giorno ci viene chiesto qualcosa, in questi DPCM non ci dicono mai cosa ci verrà dato poi in cambio di tutti questi sacrifici che stiamo facendo, questo è il problema. Purtroppo non è facile per noi gestire un locale del genere, insomma, con del personale e tutte le spese che ci sono giornalmente. Secondo me la miglior cosa era di chiudere definitivamente, farci chiudere e che lo Stato ci mantenesse, come ha fatto almeno la prima volta, anzi di più, non come la prima volta, che la prima volta chi l'ha avuto, chi non l'ha avuto. Secondo me per affrontare un Natale migliore doveva prendere una decisione più restrittiva. Chiudere adesso tutti, pure 15-20 giorni, ma non fare queste chiusure così alle 18, perché la mattina gli assemblamenti ci sono lo stesso. Non si riesce a coprire le spese perché lavoriamo a metà e ho 10 dipendenti, non so come devo fare. Ancora non ho capito cosa dovremmo asportare un bar che fa caffè e cornetti dalle 18 in poi. Comunque, vedremo. Dei miei 10 dipendenti oramai ne ho 3 a metà orario, quindi non so, non vedo molta speranza di ripresa, almeno in questo periodo. Loro dicono che ci riprenderemo a Natale, hanno già tutto prestabilito, come avevano prestabilito che a ottobre avrebbero chiuso dopo aver liberalizzato tutto quanto. Quindi sono dei calcoli matematici che si fanno questi signori. Il sindaco di Reggio, Falco Matà, in prima linea al fianco dei proprietari che hanno esposto i loro timori. Noi quello che pensiamo sui dipendenti, poi il ristorante deve vivere, perché dopo questa bufera il ristorante deve stare aperto, perché dobbiamo continuare a vivere con il ristorante. Quindi con i dipendenti ci siamo abbracciati e abbiamo detto facciamo stare aperto il ristorante, perché se ognuno di noi voleva qualcosa, alla fine il ristorante avrebbe, non dico chiudere perché Fratelli della Bufala è abbastanza forte, però avremo un colpo davvero pesante questa volta ci hanno proprio spezzato le gambe. Questo era l'ottimo servizio della nostra Anna Franchino. Mi date il collegamento con Domenico Bilotta, commercialista, nonché studioso, analista dei problemi legati all'economia. Queste le proteste, Bilotta, ma come dire, in un momento così è difficile intercettare una proposta da chi scende in piazza per dire guardate, la situazione che sto vivendo è drammatica, non so come andare avanti, sarò costretto a chiudere. La risposta deve arrivare dal governo e pare che proprio mentre noi stiamo parlando si sta discutendo di quantizzare l'indennizzo per coloro i quali sono stati costretti a subire come dire, i passaggi centrali di questo DPCM. Sì, buonasera Attilio. Le risorse non sono sufficienti. È così vero perché motivato dal fatto che erano partiti con 4 miliardi di euro e sono già arrivati a 6,8. Per avere una grandezza, pensa praticamente che nella città di Milano il sistema, diciamo, del terziario perde solo a Milano 2 miliardi al mese. Quindi queste risorse non basteranno che per una parte limitata del territorio nazionale. Come li hanno distribuiti al momento? 2 miliardi per il cosiddetto ristoro, dobbiamo abituarci a questa nuova terminologia, così come ci siamo abituati in precedenza al rilancio e alla liquidità, i famosi decreti del periodo del lockdown. Poi 2 miliardi e 6 saranno destinati ad incrementare
la dotazione della cassa integrazione, e poi ci sono tutta una serie di misure marginali, i cosiddetti interventi a pioggia, che vanno dagli affitti, quindi credito d'imposta che era nato per ottobre, ma già si parla di ottobre, novembre e dicembre, che diciamo sarà un sostegno per i conduttori delle attività sottoposte al lockdown parziale, così come per le palestre, per le piscine, per lo sport, per altre attività che sono state o chiuse o sono da sempre chiuse. Interventi che non sono sufficienti, perché così a naso, non avendo modificato al momento il governo nessun tipo di scadenza fiscale, molte di queste aziende riceveranno questo ristoro e dovranno già pagare l'IVA il 16 novembre con le attività chiuse. Quindi il primo dato è che i soldi non sono sufficienti. Il ristoro è distribuito in un modo, diciamo, che somiglia un po' al vecchio fondo perduto, ma è stato distribuito in 4 fasce. La prima fascia, pari a 1, delle attività che sono state colpite da parziale lockdown, quindi i bar. La seconda fascia, pari a 1,5, delle attività della ristorazione, il cui diciamo, il sacrificio serale chiaramente pesa di più rispetto ai bar. La terza fascia sono le palestre, le piscine, i cinema, che sono stati chiusi soltanto ora. La quarta fascia, che vale 4, invece sono discoteche e sale da ballo che sono chiuse, come sappiamo tutti, da sempre. Perché queste 4 fasce? Cosa significano questi numeri? È il moltiplicatore rispetto al contributo a fondo perduto che è stato dato tra luglio e agosto. Peraltro quel contributo praticamente non è stato ancora integralmente pagato a chi ne aveva diritto. Parimenti anche alla cassa integrazione ci sono ancora situazioni di grave ritardo. La vera preoccupazione è che comunque c'è un effetto depressivo sull'economia che colpirà anche gli altri settori. Il fatto per esempio che il commercio sia rimasto completamente al di fuori da questi aiuti non significa che il commercio non pagherà un prezzo. Già abbiamo potuto vedere ieri che nei centri commerciali naturali delle nostre città calabresi, praticamente alle 6, con la chiusura dei bar, non c'era un'anima viva che circolava, la gente è anche spaventata, è un momento in cui l'effetto moltiplicatore diventa un effetto depressivo. Ti devo fermare un attimo perché sennò mi dici tutto adesso e poi la trasmissione va avanti. Adesso noi ci fermiamo un attimo, pochissimi istanti, c'è la pubblicità. Rimanete con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, torniamo in diretta. Mi date Deborah Granata, per favore? Deborah, si parlava di questo disagio. Voi avete messo su una sorta di sportello di ascolto. Ecco, perché? Di cosa si tratta? E chi può rivolgersi a questo sportello d'ascolto? No, forse devi attivare l'audio, perché non... Dovresti attivare l'audio perché non ti sentiamo. Dovresti attivare l'audio con... Mi sentite adesso? Ho cercato di mettere le cuffie. Si sente meglio? Perfettamente. Benissimo. Niente, questo sportello di ascolto vuole essere un luogo dedicato ai ragazzi, dedicato alle famiglie, dedicato a chi necessita veramente di supporto e di essere ascoltato. Perché la tensione aumenta, la paura porta tensioni, porta stress, porta un disagio veramente incontrollabile. Guarda, alcune ricerche che sono state effettuate dai centri di psicologia anche nazionali proprio rivelano come l'impatto del Covid cosa potrebbe emergere negli anni. Addirittura l'impatto potrebbe emergere il disagio dopo 10 anni, entro i 10 anni di vita dell'adolescente o di chi comunque in quel momento è fragile o vive una fragilità. Bisogna fare sì che si dia voce ai ragazzi, voce alle famiglie, perché ho ascoltato adesso anche le interviste dei commercianti e ne sono molto dispiaciuta, e le interviste anche delle attività sportive.
Chi teme, chi ha paura, chi non ha un sussidio anche economico, un supporto economico in una fase come questa delicatissima, a casa porta ulteriori tensioni. I figli hanno anche paura, quindi parliamo di disagio giovanile, ma di disagio sociale, di disagio proprio nel nostro territorio, in quella che è la vita quotidiana di ognuno di noi. Bisogna intervenire, bisogna ascoltare chi ha bisogno, quindi un supporto, un centro di ascolto non è altro che questo qua, dare questa possibilità 2 volte a settimana alle famiglie di rivolgersi a noi con gli esperti del settore. Abbiamo dato un numero che è sempre fisso, il centro di Cosenza Exodus, dove martedì e giovedì 2 ore ci sarà una persona a disposizione per chi vuole, e poi all'apertura delle scuole, non che non ci sia già qua costantemente incontriamo i ragazzi, i giovani, perché si è abbassata molto la soglia d'età sugli interventi anche di prevenzione e di sostegno alle dipendenze. Ci troviamo ragazzini che a 14-15 anni fanno uso di sostanze, questi ragazzi non hanno con chi parlare, si chiudono, hanno paura di vivere la loro adolescenza, quindi è giusto che vengano ascoltati. E nelle scuole dove è stato già avviato questo progetto, quindi scuole di Cosenza, abbiamo il Pezzullo, abbiamo la scuola di Castrolibero, abbiamo istituti di Cosenza e San Giovanni in Fiore, dove un esperto subito dopo l'apertura delle scuole, speriamo che questo mese di novembre serva insomma a metterci un po' tutti insieme e ripartire con qualche contagio in meno e dare la possibilità ai nostri studenti di andare a scuola, perché è giusto che vadano a scuola, altrimenti il disagio aumenterà sotto altre forme, e dare la possibilità di confrontarsi con i ragazzi, attenersi a delle regole fondamentali che sono quelle che è l'insegnamento scolastico, e fare sì che i nostri figli, io spero anche per le palestre, per le attività sportive, che possano ricominciare, perché uno degli strumenti educativi più importanti in questa fase di stress e di tensione è proprio lo sport. Quindi stringiamo, speriamo che il governo dia veramente questi sussidi che tanto sta ovviamente vantando di dare alle palestre e a tutte le attività, che sia veramente un momento di chiusura, un piccolo momento di chiusura, e si possa dare la possibilità a noi, a tutti, ai nostri figli, proprio di andare a scaricare anche quelle tensioni in quei luoghi che sono degli strumenti educativi fondamentali per la crescita dei nostri figli. Grazie Deborah. Professor Dionesalvi, il ruolo degli insegnanti in questa fase quale deve essere? Beh, il ruolo degli insegnanti in questa fase è il ruolo che è sempre stato, ma in questo momento ancora più rafforzato, direi, rispetto al passato. Un ruolo di riferimento, fondamentalmente un ruolo di riferimento. L'insegnante è stato sempre un riferimento per gli studenti. Anche in questo momento particolare io ritengo che sia fondamentale, in relazione a quello che diceva poc'anzi la dottoressa, il connubio, direi, tra un ruolo di riferimento e un ruolo di amicizia. Perché guardi, direttore, chi opera all'interno delle scuole si rende conto di come stanno realmente le cose. Io poc'anzi citavo la differenza fondamentale tra l'attività didattica in presenza pre-Covid e l'attività didattica in presenza post-Covid. È cosa ben diversa da quella precedente, quella attuale. I ragazzi sono perimetrati in 2 metri quadrati, delimitati da strisce poste sul pavimento. Entrano negli istituti in modo differenziato, utilizzando varie porte d'accesso e con distanza di 1 metro uno dall'altro. La distanza col docente diciamo, è notevole. Io l'altro giorno con metà classe ho fatto un compito in classe e questi ragazzini hanno messo il cartaceo in una busta di plastica, sono andato nel mio cassetto, ho riposto i compiti, ho atteso, mi consenta questo termine, che decantassero per poi prenderle e correggerle. Allo stesso modo gli studenti non possono scambiarsi una penna, un oggetto, ma un sorriso. Ciò che qualificava la scuola pre-Covid, nel post-Covid non esiste più. Ecco perché io mi permettevo di dire poc'anzi che il passaggio tra una didattica di questo tipo, direi menomata,
è una DAD, non è poi talmente drammatico come poteva essere il passaggio da un'attività antica di insegnamento a quella attuale. Qual è il compito del docente? Ritorniamo, altrimenti vado a divagare troppo su concetti che sono importanti per rendere l'idea chiara a chi non vive all'interno di un'aula scolastica, non ha vissuto all'interno di un'aula scolastica. Dicevo, il rapporto d'amicizia. Il rapporto d'amicizia con questi ragazzi che non può essere sviluppato in 40 minuti di attività didattica su una piattaforma, perché sono 40 minuti con la nuova organizzazione didattica a distanza, 50 per il docente, 10 che poi spenderà nella registrazione degli atti e 40 con i ragazzi. 40 minuti di attività con i ragazzi sono una povertà, quindi bisogna ridurre questa notevole distanza che si è andata, come diceva la dottoressa poc'anzi, che si è andata a creare per questa situazione di pandemia e favorire un rapporto di amicizia attraverso anche l'uso di mezzi diversi dalla piattaforma. Il WhatsApp, una telefonata, c'è una relazionalità ampia con gli studenti che garantisca loro non solo un riferimento, ma anche un amico con il quale poter parlare. Bene, professore Dione Salvi, grazie per essere stato con noi, grazie anche a Deborah Granata per averci parlato di questo sportello che sicuramente sarà un'occasione per fare in modo che le persone, le famiglie, i ragazzi possano esternare ciò che in questo momento stanno vivendo. Apprezzo molto questa iniziativa che hai messo in piedi con l'Exodus. Grazie a te. Grazie direttore, grazie per tutto il lavoro che stai facendo. Grazie. Noi adesso vi facciamo vedere, Mimmo Bilotta rimane con noi collegato perché avremo altri collegamenti, vi facciamo vedere adesso la protesta di chi invece fa arte, di chi si muove, è abituato a muoversi sul palcoscenico, che vede negato questa grandissima vocazione per raccontare emozioni. Cosa si muove, cosa faranno, come si stanno organizzando, qual è lo stato d'animo col quale vivono questa fase molto molto complicata. La nostra Annalita Cardamone è andata un po' a sentirli a Castrovillari, sentiamo. Siamo nella centralissima piazza Municipio a Castrovillari e siamo in compagnia di alcuni operatori dello spettacolo. Con il nuovo DPCM gli italiani rinunciano per la seconda volta ad un film in sala, alla musica dal vivo, agli applausi veri in teatro. Ma davvero accantonare la cultura e l'arte risulta necessario al fine di salvaguardare la salute pubblica? Uno degli unici settori a essere penalizzato è proprio quello della cultura, come sempre. Si dice che la cultura non è un servizio essenziale, pazienza, però ricordo tutti quanti che durante il lockdown è stata proprio la cultura ad aver tenuto compagnia a tutta la popolazione mondiale, direi, con i film, la lettura, la musica e quant'altro. Quindi secondo me è molto essenziale. Rosy Parrot dell'Associazione Culturale Corea 2000 e direttrice artistica del Calabria Teatro Festival che dovevamo proprio organizzare a fine novembre e purtroppo ahimè ci troviamo costretti a dover rimandare a chissà quando, augurandoci quindi di poter ritornare presto a teatro, di poter riaprire quel sipario che ci è stato nuovamente chiesto di chiudere e noi abbiamo deciso di, giustamente, essendo esseri umani dettati dal buonsenso e consapevoli della gravità della situazione, di voler ottemperare a quanto chiesto dal nuovo DPCM. Però siamo anche consapevoli del fatto che proviamo a resistere sperando di continuare ad esistere. Quindi l'appello che faccio è: non appena riusciremo a riaprire il sipario, tornate a teatro, non siamo attività superflue, ma forse anche essenziali. Ci richiudono. Come sempre siamo noi
i primi a dover pagare, anche se siamo stati quelli più attenti e più ligi alle regole. Basta vedere i numeri, su oltre 300.000 spettatori un solo contagiato. Speriamo che questa volta duri molto di meno della prima volta, perché altrimenti non riusciremo sicuramente a leggere l'impatto. Oltre a questo anche il marchio a fuoco di essere una cosa non necessaria ma superflua, che butta via 20 anni e passa di lavoro dello spettacolo. È chiaro che la chiusura totale dei teatri, dei cinema e di tutte le sale da concerto porta alla chiusura totale, immediata di un comparto che già viveva un momento abbastanza difficile. E questa cosa risale già alla notte dei templi, col fatto che con la cultura non si mangia. Questa cosa probabilmente non è assolutamente vera e l'abbiamo dimostrato tante volte. Quindi io spero che si trova un modo, una visione, un'opera visionaria ma reale, capace di riaprire in qualche modo questo comparto che da sempre ci ha rappresentato, rappresenta l'Italia e rappresenta tutta la cultura nostra. Noi organizziamo rassegne, produciamo spettacoli, teniamo laboratori. Ci sentiamo profondamente traditi da quest'ultimo DPCM perché ci blocca a tutti i livelli, non possiamo programmare, noi viviamo di incassi fondamentalmente, è un bel po' di tempo che non riusciamo a fare una produzione di un certo tipo che ci porta incassi, sostentamento, possibilità di vivere. Se ci vogliono morti questa è la strada giusta, siamo estremamente consapevoli della complessità del problema del Covid, però non ci sembra assolutamente che questa sia la strada giusta, questa è la strada per farci morire. Noi siamo un'associazione dilettantistica che viviamo di incassi riguardo le due commedie che proponiamo tutti gli anni. Noi siamo fermi praticamente da dicembre dello scorso anno perché è stata l'ultima volta che siamo saliti sul palco. Il 7 marzo abbiamo tirato le serrande della nostra associazione, ancora prima quindi del blocco totale. Siamo fermi da allora, avevamo ripreso con molti sacrifici il mese di settembre, ma abbiamo dovuto poi per forza di cose ridurre la nostra commedia che volevamo proporre e quindi scendere da 6 personaggi anziché 14 ed avevamo ripreso a provare. Volevamo essere sul palco almeno il mese di dicembre, non ci è possibile, ci dispiace tanto e speriamo di non morire. Grande amarezza perché i lavoratori dello spettacolo ancora una volta vengono classificati come lavoratori di serie Z in un panorama dove comunque andrebbe dato del rispetto che attualmente non c'è stato onestamente e non solo, anche perché è un settore dove veramente i contagi sono stati proprio minimi, quindi è un settore dove non destava nessuna preoccupazione. Ci dispiace tantissimo perché per l'ennesima volta abbiamo dovuto spostare gli spettacoli previsti. Poi per quanto riguarda la gestione del teatro è veramente una situazione drammatica ancora di più perché veramente non ci sono possibilità di utilizzo di una struttura che è una struttura lì ferma, ci sono ormai le ragnatele alla porta, quindi non c'è barlume di uscita da questa situazione. Forse noi siamo stati gli ultimi ad andare in scena, proprio ieri sera abbiamo dovuto cancellare altre 2 repliche dello spettacolo che avevamo in corso. Noi viviamo di incassi, di abbonamenti, viviamo di sponsor. Quest'anno non ci siamo proprio chiesti di andare a chiedere sponsor alle attività che sono già in ginocchio, ma noi viviamo soprattutto di incassi. Questo ci è stato in parte negato dalle nuove regole che noi abbiamo applicato e attualmente ci vede invece chiudere completamente battente con una stagione che noi organizziamo da oltre 25 anni nel nostro borgo e che ancora vediamo un'altra volta fermarci da questo nuovo DPCM. Vogliamo esprimere comunque soprattutto vicinanza ai lavoratori e agli operatori del teatro, del cinema, dello spettacolo in generale, che sono fermi e non sono superflui, sono lavoratori come tutti quanti gli altri e così dovrebbero essere trattati.
E questa è la voce degli operatori dello spettacolo, i primi ad essere stati penalizzati ancora una volta. Grazie a Narita Cardamone che ha raccolto queste testimonianze. Mimmo Bilotta, un minuto anche per parlare di questo settore che è stato fortemente toccato ieri, oggi e avrà ripercussioni anche domani, perché insomma gente che vive di questo. Avete visto quante compagnie teatrali hanno dovuto interrompere anche la produzione dello spettacolo, magari ci hanno lavorato chissà quanto, però non possono andare in scena. Prima di ascoltare Bilotta voglio salutare gli altri due ospiti che abbiamo con noi, Pasqualino Perri dalla Fondazione San Francesco d'Assisi Onlus, grazie, con te parleremo invece del fenomeno dei ceti meno abbienti, dei desiderati che in qualche modo bussano alla struttura che tu dirigi e che in questo periodo, il cui flusso in questo periodo è notevolmente aumentato. E Fabio Filici, che è un imprenditore, ha un bar, Royal a Cosenza, vedo sorridente nonostante le grandi difficoltà. Allora, Mimmo, un minuto per lo spettacolo. Ma guarda, io una precisione vorrei farla sul piano generale però, Attilio, perché in realtà rispetto a prima è stato fatto un passo indietro, nel senso che mentre prima la platea delle imprese, diciamo delle aziende, delle attività in qualche modo sostenuta era generale e si valutava in base al calo del fatturato, ora invece è stata fatta una scelta in base ai codici Ateco, perdendo il riferimento al calo di fatturato. Questo in realtà mette in difficoltà enormi settori, pur molto importanti, come per esempio il commercio al dettaglio, che sicuramente subirà ancora di più questo lockdown. Il mondo dello spettacolo chiaramente rischiamo sotto questo aspetto di perdere proprio una generazione, perché ora si sta verificando un allontanamento, un disinteresse nei confronti di questo tipo di manifestazioni che hanno una notevole valenza economica, e c'è da augurarsi che il lockdown sia breve e che gli aiuti per questo settore siano davvero significativi e non sarà la mangetta che purtroppo in base alle risorse disponibili in qualche modo, diciamo, come dire, possiamo prevalutare. Va detto però che non siamo l'unico paese a soffrire in questo modo, tutto il mondo sta soffrendo per questo virus. Nella nostra messaggistica però si continua a battere sul problema delle scuole, i genitori hanno paura di mandare i figli a scuola, dicono ancora ma se nessuno ci informa cosa sappiamo noi se nella scuola frequentata dai nostri figli c'è il virus, ci sono dei contagiati, qualcuno deve in qualche modo tenerci informati. E poi ancora sul fatto del coronavirus, stiamo parlando come se dovesse andare via superata questa fase. Non è così, scrive un telespettatore. Non è così perché magari si trasformerà e diventerà uno dei tanti virus influenzali che negli anni, nel periodo autunnale e invernale, hanno attraversato le nostre, come dire, i nostri giorni, i nostri mesi, i nostri anni. Quindi non è una cosa della quale ci libereremo facilmente. Ma andiamo al bar. Mimmo, sì. Cosa volevi dire? Mimmo? Velocissima, perché questa cosa ne sta parlando troppo poco, secondo me. I dati del Giappone e della Cina, di cui non si parla. In Giappone, 120 milioni di abitanti, quindi Francia e Italia messi insieme, ieri 2.500 contagi, 0 decessi. In Cina, 1.300 milioni di abitanti, ieri 2.000 contagi, tutti importati, all'interno nessuno. Credo che una riflessione sulla disciplina, perché è stata fatta in qualche modo in precedenza, quindi dei comportamenti collettivi e personali, vada fatta
diciamo, sviluppando questa differenza tra gli orientali e gli occidentali. Abbiamo culture diverse, un modo anche di rapportarci alla vita completamente diversa, alla socialità, insomma, sono culture profondamente distinte. Andiamo un attimo al bar di cui parlavo prima, poi andiamo da Perri, andiamo dal bar. Come vive Filice questo momento? Sì. Con un pizzico di speranza, con delusione, con angoscia? Come? Lo stato d'animo ce lo restituisci? Dipende naturalmente da ognuno di noi. Io personalmente sono sempre un ottimista, però mi rendo conto che la situazione è difficilissima, perché pensavamo che andassimo incontro a una situazione, tra virgolette, gestibile, che dovessimo condividere, insomma, la problematica del virus con tutti gli adeguamenti che lo Stato ci ha imposto giustamente da maggio alla nuova apertura, però ad oggi si va incontro purtroppo a delle restrizioni che a noi mette ulteriormente con le spalle al muro e delle difficoltà notevoli, perché già l'economia nostra era in difficoltà da 15 anni, 20 anni a questa parte, e adesso con questo famoso virus ci sta quasi distruggendo. Io personalmente cerco di mettere tutto l'ottimismo possibile, però poi ti rendi conto con la quotidianità che è difficile, è difficilissimo, perché lo Stato italiano è quello che è, quello che conosciamo noi, dove purtroppo in questi 6 mesi non è riuscito quantomeno ad adeguarsi, a tenere a bada l'eventuale seconda ondata che purtroppo è arrivata, e non sappiamo se dovremmo chiudere completamente da qui ai prossimi giorni, o nella speranza, insomma, che si mantenga il contagio in questo modo, e dal mese di dicembre si cerca di quantomeno di ripartire, ma vedo che recuperando tutto ciò che è stato negato in questo periodo, in termini di socialità, in termini di rapporti, in termini di economia, in termini di... termini di tutto, perché poi c'è un discorso che probabilmente loro già sapevano, perché certamente io penso che sarà difficile, che avremmo, diciamo, un fondo perduto come loro hanno annunciato, sostanzioso, però loro devono fare in modo che almeno la nostra categoria abbia, diciamo, un accesso al credito più facilitato, perché i numeri parlano chiaro, c'è un accesso insufficiente da parte di tutti i commercianti, gli imprenditori, nei confronti della banca, del cosiddetto 25.000 che pure hanno portato a 30.000, c'è una percentuale bassissima del 15% che ha potuto usufruire di tutto questo. Devo fermare un attimo, c'è la pubblicità, torniamo tra pochissimo, rimanete con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Torniamo in studio. Allora, adesso invece Pasqualino Perri, mi date il collegamento con lui, voglio parlare un po' di povertà, di come è aumentata in questo periodo, quali flussi avete registrato a distanza di tempo, da quando cioè abbiamo dovuto fare i conti con questo mostro che si chiama Covid-19. Sì, direttore, pace bene, ancora buon pomeriggio.
Sin dai primi giorni del lockdown ci siamo resi conto nel mese di marzo che una delle conseguenze più drammatiche della pandemia fosse l'aumento della povertà. Nel primo periodo abbiamo constatato quanto le domande di aiuto si tramutassero in maniera immediata in domande di cibo, di sostegno alimentare. La cosa che ci ha colpiti maggiormente, oltre alla necessità di riconcepire e riorganizzare un poco tutti i nostri servizi, è stata quella che a rivolgersi a noi sono state famiglie, persone che non avevamo incontrato prima o comunque che non avevamo conosciuto all'interno dei nostri servizi. Non è stato inusuale che alcuni nostri benefattori siano passati dall'altra parte rivolgendo a noi richieste di aiuto. Questo è un segnale che abbiamo colto a suo tempo, che si è confermato anche nei mesi in cui gli effetti della pandemia sembravano essersi allentati un poco. Continua a rendersi manifesta comunque una forma di povertà sempre più diffusa, che verosimilmente, al di là di un'istanza di ordine materiale, sta rivelando anche un bisogno di ordine, relazionale, perché comunque l'effetto della paura è diventato il panico ha compromesso anche situazioni di vita apparentemente normali. Può restituirci qualche numero, per esempio, il numero di pasti, il numero di richieste di alloggio? Consideri che nel primo periodo abbiamo comunque avuto la necessità di trasformare un poco la modalità di erogazione dei pasti alla nostra utenza esterna, cioè a quelli che accedono alla mensa della carità, per evitare situazioni di cioè che gli ambienti venissero in qualche modo compromessi da una presenza esterna un po' più vulnerabile. Tenga presente che all'interno delle nostre strutture noi diamo ospitalità a 120 persone che vivono a conti fatti con noi, quindi chi accede ai servizi dall'esterno è stato ritenuto comunque in questa fase un soggetto vulnerabile. Nella fase del lockdown, quindi da marzo più o meno alla prima metà di maggio, abbiamo consegnato circa 7.000 pasti da asporto e ci siamo attivati anche per garantire una forma di consegna dei pasti a domicilio, soprattutto a favore di anziani, persone sole che comunque facevano fatica a provvedere autonomamente al proprio sostegno alimentare, e più o meno sono stati 700 gli interventi a domicilio. In quel periodo lì abbiamo anche attivato una forma di distribuzione un po' più diffusa di alimenti, uscendo più volte nei mesi da marzo a maggio e distribuendo alimenti in maniera molto diffusa e molto indiscriminata, quindi chiunque si avvicinava a noi chiedendo di essere in qualche modo sostenuto rispetto a quello che era il paniere di prodotti che riuscivamo a mettere a disposizione, comunque è stato in qualche modo aiutato. Adesso il fenomeno sta assumendo delle evoluzioni diverse. Noi ad esempio iniziamo a fare i conti con quella che sarà la prossima emergenza freddo. Noi in passato, cioè fino all'anno scorso, nel corso dell'inverno, allestivamo uno spazio interno alla nostra sede principale per accogliere solo per la notte le persone che venivano rinvenute in strada. Purtroppo al momento facciamo fatica a capire se ed in quale modalità questo tipo di servizio nel corso dell'inverno 2020-2021 possa essere garantito. Questo sarà difficile a questo punto, perché bisogna passare attraverso il tampone, insomma, per ospitarli. Tutto si complica maledettamente. Mimmo Bilotta, nuove povertà sicuramente saranno oggetto d'attenzione a partire già dai prossimi giorni. Sì, sono già all'ordine del giorno, c'è un mondo di piccole microimprese che non ce la farà, e il problema del credito bancario, che è stato poc'anzi messo in evidenza, è tutto lì, dalla sua granitica indifferenza. L'aiuto che è stato deciso non è stato dato a tutte le aziende, molte sono state valutate non meritevoli. Chi ha chiesto la fascia superiore, quelle
i finanziamenti più importanti, molti ancora li stanno attendendo, e c'è tutto un problema della gestione dei crediti ordinari, cioè dei rapporti diciamo fornitori, con tutti i debiti diciamo diversi da quelli bancari e da quelli fiscali, che pure genera pure una situazione di grandissima precarietà. Molti non ce la faranno e abbiamo già dei segnali sulla ripresa dell'usura che sono davvero preoccupanti. E tu sai che soprattutto nel Mezzogiorno e in Calabria ha avuto sempre radici molto forti. Ritorna questo problema e sarà un problema socialmente davvero rilevante. La criminalità organizzata comincerà ad acquistare con 4 spiccioli aziende che si trovano in difficoltà. Quindi questo ormai è un dato di fatto, un allarme già lanciato da tempo. In modo particolare nel settore del turismo, che al di là diciamo e parlo ovviamente sul piano nazionale, ma non può essere diverso che in Calabria, che al di là diciamo di quel po' che sono riusciti a fare quest'estate, in realtà sono ripiombati in una crisi nerissima. Fabio Filice, resistere oppure arrivederci e grazie? No, resistere assolutamente. Questo è quello che da parte mia, per me stesso, invito tutti quanti a fare così, perché purtroppo viviamo in questo momento storico clamoroso, ma dobbiamo per forza di cose resistere, perché è troppo importante, e quindi almeno per chi diciamo non ha alternativa, e quindi cercare di stringere i denti e fare il possibile, lavorando con qualità, se ce lo consentono, e immaginare ed essere ottimisti per chissà il proseguo insomma dei mesi e dell'anno nuovo, che ci proietti insomma in qualcosa di positivo. Il discorso è che purtroppo noi viviamo, almeno la mia generazione vive un momento drammatico, perché siamo sotto diciamo la gestione di una politica scadente, che non può stare seduta lì, e quindi sono delle conseguenze grosse per noi, perché torno a ripetere, adesso le misure che dovranno prendere loro, oltre al fondo perduto, che è importante, che capisco bene che non può essere così alto, perché comunque siamo in tanti, però c'è l'accesso al credito, torno a ripetere, che deve essere rivisto, adeguato e fatto in modo che insomma noi tutti possiamo accedere con maggiore facilità. Con facilità. Senza la burocrazia, sempre senza la farraginosa burocrazia. Leggo un messaggio che arriva adesso, scrive un medico, non si firma, dice: le modalità, il virus è nuovo ma l'uomo no, le modalità reattive del nostro organismo nei confronti dei patogeni, vecchi o nuovi che siano, sono descritte in dettaglio nei testi, nei sacri testi di medicina. E poi ancora, per quanto diceva Bilotta prima, la cultura cinese è un'altra. In Italia sappiamo che ognuno fa quello che vuole. Un certo, qui cito un grande maestro del giornalismo, Indro Mantanelli, disse che l'Italia non cambierà mai. La nostra cultura è questa, cioè ognuno agisce a modo suo, e i risultati sono questi. Questo è il messaggio. Siamo proprio in chiusura. Pasqualino Perri, a questo punto secondo me dovreste attrezzarvi con una possibilità di operare, di fare dei tamponi, no? Sì, perché c'è tanta gente. Di qualsiasi richiesta di accoglienza siamo obbligati comunque all'esecuzione di tampone. Abbiamo degli strumenti anche di screening più banale che possiamo utilizzare dall'interno, insomma i famosi test rapidi,
Concludendo, cioè, ritengo che da un luogo come il nostro comunque non possa non giungere un messaggio di speranza, perché l'elemento più triste di questo tempo è che sia un tempo caratterizzato dall'assenza di speranza. La speranza è una virtù cristiana che trae il suo fondamento proprio per chi crede, per chi ha fede nella persona stessa di Gesù Cristo. Gli uomini sono strumenti della storia, ma la storia la fa Dio nella misura in cui noi ci rendiamo anche liberamente protagonisti di una storia buona e vogliamo rendere buona e bella la storia del nostro tempo. Da Casa San Francesco, cioè a Casa San Francesco, l'impegno sostanzialmente è questo, è l'impegno di sempre, è un impegno che viene confermato, rinnovato, rafforzato con tutte le difficoltà e anche la stanchezza che caratterizza le modalità con cui in questo periodo stiamo erogando i nostri servizi, ma nessuno dei nostri servizi è stato mai chiuso, né durante il lockdown né dopo, né c'è la previsione che lo possiamo fare adesso. Cambiano le modalità, cambiano le risposte, non manca la presenza. Questo sento la necessità comunque di ribadirlo anche con entusiasmo. Certamente stiamo rifuggendo qualsiasi forma di nevrosi o di isterismo o di terrore che purtroppo rischia di prendere il sopravvento anche per una comunicazione che è molto unidirezionale in questo momento. Devo fermarla, io devo ringraziarvi perché il nostro tempo è scaduto. Solo un secondo, Mimmo Bilotta, fiducioso. Due segnali, direttore, uno positivo, uno meno. Le borse credono nei vaccini, non c'è stato il crollo che diciamo era maturato in base all'andamento del PIL internazionale, e il segnale invece meno positivo è che comunque supereremo questa situazione, ma avremo una società caratterizzata da maggiore distanza tra le classi, da maggiore ingiustizia sociale. Beh, insomma, tradotto, i ricchi saranno sempre più ricchi, i poveri sempre più poveri, insomma, questa è in estrema sintesi. Adesso noi dobbiamo chiudere, lo spazio a nostra esposizione termina qui, vi dico semplicemente che torneremo però con orario diverso domani alle 21, ci sarà in studio con noi anche il presidente della Società Italiana di Virologia, il professor Arnaldo Caruso, ma anche tanti altri ospiti. Parleremo di virus, ma parleremo anche di società, parleremo di difficoltà, di momenti da vivere con la speranza che prima o poi questo maledetto ci abbandonerà. Insomma, questa è la speranza. Devo ringraziare la segreteria di redazione, cioè Vincenza Gallo, che ha messo in piedi i collegamenti che voi avete visto, la regia di Enzo Leonetti e Giuseppe Costanzo l'ha messa in onda e quanti hanno collaborato. Ci vediamo domani. Grazie, arrivederci.